tragedia a Canal di Valle. Una donna di 80 anni, residente nella frazione, è stata ritrovata morta alle prime luci dell'alba, riversa sul canale in posizione prona, all'altezza del civico 297. A compiere la drammatica scoperta un ciclista che ha poi trascinato il corpo a riva servendosi di una canna. Dai primi segni pare che il corpo non fosse in acqua da molto tempo né che abbia subito violenza di sorta. Ancora nessuna ipotesi prevalente riguardo l'accaduto, sia un gesto estremo o una disgrazia. Sul posto si sono presentati in ambulanza i carabinieri e i vigili del fuoco. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito. E alla fine è arrivato anche il ripascimento della spiaggia di Isola Verde. Dagli ultimi giorni di luglio, a distanza di almeno 2 mesi da quando sarebbe servito, è in corso il trasbordo di quantità di sabbia nella località balneare, dalla foce del Brenta fino a tutte le dighe. Meglio tardi che mai, si potrebbe dire, ma chi è corso ai ripari sul latte versato doveva mettere anche nel conto i 40 gradi percepiti, la presenza di turisti turbati dal rumore e dall'intasamento dell'acqua e una serie di altri disagi. La speranza per gli operatori del settore è che almeno agosto e la prima decade di settembre non vadano buttati e si riempiano di presenze soddisfatte, ma resta il fatto in sé di un'operazione tardiva, sollecitata, che non aveva alcun motivo per non essere fatta prima dell'inizio della stagione turistica. Buongiorno a tutti, oggi è il 2 agosto delle 10:20, questa è la situazione a Isola Verde. Questi qua sono tutto, basta mettere a bagno, si inizia a bagno Maria e dopo ti tagli a fette. Surgerà? Surgerà. Sono al frigo, la prossima volta, se la sera la novità che a me a casa non mi manca mai. Entra nel vivo a Pellestrina la festa per la Madonna dell'Apparizione, che come ogni agosto convoglia sull'isola non solo i residenti, ma anche tanti appassionati da Venezia e da Chioggia. Oggi è particolarmente dedicata ai bambini, coi laboratori del giocattolo dalle ore 18 alla scuola Zendrini, la baby dance in piazza dalle ore 20 e lo spettacolo Il Mago e la Valigia alle ore 21. Alla stessa ora, davanti al santuario, si esibirà la banda musicale di Pellestrina nel 50° anniversario della fondazione. Anche nei prossimi giorni, naturalmente, saranno in funzione gli stand gastronomici con le specialità ittiche della laguna, mentre il pomeriggio di domenica 6 sarà consacrato alle regate remiere del circuito comunale, in vista della storica di settembre e prima dei tradizionali fuochi d'artificio di mezzanotte a concludere la manifestazione. La ragazza che si aggiudica questo titolo, ma una serata importantissima perché tutte le prime 7 parteciperanno di diritto alle valli finali regionali di Miss Italia, ovviamente poi ricordando quella del 21 agosto in piazza Aurora Jesolo dove ci sarà l'elezione di Miss Veneto. Ieri sera a Caffè del Mare ad Isola Verde una selezione di Miss Italia regionale, 17 ragazze da tutto il Veneto, 4 del nostro comune, ci sono state selezionate, alla fine 7 le finaliste, di cui la prima classificata Miss Caffè del Mare Chioggia, una ragazza di Montegrotto Terme, ma c'è anche una chioggiotta. L'evento ha avuto un notevole riscontro, c'erano almeno 300 presenze, il servizio completo verrà riproposto in tarda serata. E va alla concorrente numero 5, Chiara Foscolo Bisto. Dov'è? C'è? Eccola qui che arriva. Eccola qui la fascia mistricologica. Giacomo Ranjan Spinadin è un giovane artista chioggiotto di origine indiana, virtuoso del violino e anche cantautore. In questi giorni il suo brano Senza confini ha superato la prima fase del Tour Music Fest, manifestazione nazionale di rilievo nell'ambito della musica indipendente, qualificandosi alla categoria autori. L'iniziativa offre un accesso privilegiato alla costruzione di una carriera all'interno dell'industria musicale. In autunno Giacomo Ranjan sarà a Roma per partecipare alle semifinali nazionali, dove il suo testo sarà valutato, fra gli altri, da Francesco Gazzè, fratello e coautore di Max, che ha scritto anche brani per Niccolò Fabi, Carmen Consoli e Francesco Renga. Il brano del giovane Spinadin parla di impegno sociale nel combattere il razzismo e le barriere per tornare a essere e restare umani.
Ciao amici e ben trovati all'appuntamento meteo. Dunque, che dire di più di quello che già non sappiamo? L'anticiclone ormai posizionato sta dando gli effetti che tutti avevamo preventivato la scorsa settimana. Dunque oramai le temperature sono portate tranquillamente oltre i 30 gradi, tant'è che ieri abbiamo toccato i 33,3 con un tasso vicino al 55-60% e di notte naturalmente temperature minime si sono addossate ai 26 gradi, naturalmente peggioreranno ancora nei prossimi giorni. Tant'è che tra venerdì e sabato le temperature minime si attesteranno tra i 27 e i 28 gradi, naturalmente con molta umidità. Probabilmente anche le temperature massime tenderanno a risalire un pochino, attestandosi 37-38 gradi la volta di venerdì e sabato, allorquando il vento di Garbino farà la sua ricomparsa anche sulle nostre zone dell'Emilia Romagna, portando temperature più secche e quindi ancora più caldo. Si intravede una piccola finestra dall'uscita di questo tunnel, naturalmente tra il 7 e il 9 del mese di agosto, ma è troppo presto e dobbiamo ancora calibrare le carte. Cosa dire, previsioni a seguire? Nulla cambia, cieli tersi, tempo squisitamente estivo a chi piace questo tipo di caldo. Ovviamente la siccità si farà sentire ancora di più, consigliamo quindi di non uscire nell'orario più caldo del pomeriggio, di non esporsi troppo al sole ad orari ahimè non proprio proponibili e di mangiare sano e bere tanta acqua. Per il resto buon caldo a tutti!